Gianni. Ringraziarvi per incalcare torna nella lingua e o gioco di chi dà attraverso la guida d'aiuti una complementarità in cui l'offerta di informazione, allora l'offerta di informazione turistica, alberghiera, di ristorazione va piuttosto in direzione degli impiegati e questi portate a lingua corsa ne mane un progetto di strutture, dunque di gabi di impresa. Dunque, secondo me c'è una complementarità, c'è un'andatura interessante che sino si pensava poco, in tutti i casi non faceva mica parte di una politica, ma di un atto individuale, invece qui fa dentro la lingua corsa una politica e sono da consente in ciò che l'ha detto il nostro collega Romano Golona, di chi ha la piazza lingua come un prodotto e una mica vergogna parlare di prodotto economico. Parliamo di bandera, sappiamo ogni volta che le stampate a bandera corsa, il brutto si vende meglio perché chi c'è un'identità, perché chi c'è e così di stesso. Oggi il turista non è più, sappiamo, c'è un turista che riflette, che vuole scoprire un paese diverso, è interessato dalla lingua, è interessato dal canto, gli piace quando una persona è ricevuta, quando la giunge, la persona quando la giunge in un albergo, in una struttura qualunque, gli piace, di sente, parla in corso, di sapere a un minimo da informazione nell'ambito, a ciò che si passa in giro nel luogo in cui ella è, e tutto questo lo si può anche i nomi luoghi in lingua corsa, è un passo in avanti, perché chi si nawa invece di perché chi leggono parecchie orte farinole, quando giungono faringole per esempio, sanno che in sottello qui, in questa struttura qui, si sente una maniera più giusta di dire un nome in corso e di una maniera in noi di sensibilizzare i gente che vengono in noi, che scoprono una regione e di sapere che c'è una lingua e questa lingua è un prodotto economico e di commerciale. Non mi vergogno mica di dire che la lingua in noi può essere un prodotto commerciale. Vi ringrazio per questa maniera di introdurre la lingua attraverso un progetto di una struttura. Vi ringrazio.